Allora, Natalie, eccoci qua. Funziona, sì. Per un piccolo problema di ritardo del treno, sì, non siamo riusciti a far vedere ai ragazzi il tuo arrivo, però poi ti fermerai con loro e peccato. firmerai autografi. Esatto. Natalie è carinissima. Grazie. Ecco, subito, vedi? Senti, Natalie, innanzitutto grazie per essere venuta, grazie a nome Grazie a voi. Tu vedi qui soltanto una piccola parte della giuria, ne sono 1000 che in questi giorni hanno girato per Vittorio Veneto e visto 15 film in concorso. Vogliamo un attimino dire a loro quali sono le tue origini, come arrivi in Italia e come ti avvicini alla recitazione? Ok, allora, innanzitutto grazie che siete qui, siete meravigliosi, adoro parlare con voi, sono molto emozionata. Carini. Allora, io sono mezza greca e mezza colombiana e ho avuto un passato in Italia che è durato 6 anni perché mio padre quando ero nata stava ancora all'università, quindi sono nata in Colombia e subito dopo ci siamo catapultati in Italia, prima a Roma e dopo Palermo. Io sono cresciuta piuttosto a Palermo i miei ultimi anni, quindi parlavo anche un po' con un accento siculo che adoravo e non vedo l'ora di usare nel lavoro un giorno. E del resto queste sono le mie origini. Che altro che devo dire? Senti, e come ti sei avvicinata poi al mondo della recitazione? Cosa ti ha spinto a intraprendere questo lavoro? Allora, fin da piccola io avevo una doppia passione, ero appassionata di scienze e anche di arte. Questa cosa mi ha tormentato parecchio negli ultimi anni quando dovevo prendere una scelta, perché diciamo che le scienze per me era una cosa un po' più concreta, diciamo che era una cosa che magari credevo mi potesse portare una stabilità economica migliore. Fatto sta che sono stata accettata al King's College con borse di studio e insomma ero molto contenta del risultato, insomma, di essere accettata con questo privilegio, però nello stesso momento avevo fatto la domanda al centro sperimentale, quindi già si capiva che non ero del tutto contenta di questo risultato, c'era qualcosa che non andava. Quindi alla fine mi hanno chiamato quando già stavo a Londra, iniziando a studiare, non era finito neanche il primo mese. E a quel punto panico, ho cominciato proprio a piangere perché non sapevo cosa fare, avevo totalmente paura di fare una scelta artistica. Ero sempre portata, però comunque dicevo ok come hobby. Però sono andata al centro sperimentale, mi hanno chiamato per fare un provino. E in una settimana ho preparato il provino proprio in una maniera che insomma molto istintiva, perché non avevo fatto lezioni mai di recitazione, avevo fatto la modella, avevo fatto teatro scolastico così, ma qualche pubblicità, ma nulla cioè stare su un palco a fare un monologo con Giancarlo Giannini, Pupi Avati davanti, mai. Quindi non so, mi sono immersa in questa cosa. A un certo punto siamo arrivati a Roma con mia madre che mi ha dato molto coraggio, mi ha appoggiato tantissimo e ho fatto il provino. È uscito fuori come non so che cosa, come se avessi una cosa dentro che non conoscevo. È stata una sorpresa anche per me poter sostenere un monologo davanti alla giuria lì, e quindi niente, sono stata presa, tanta ansia in attesa di capire appunto se sono stata presa o no.
fatto superata questa prova, poi sono subentrati i propedeutici, che è un mese di appunto lezioni dove ti metti alla prova, ti mettono alla prova. Niente, io non facevo altro che studiare, dormire, studiare, doccia, andare, metro, centro sperimentale, non facevo nient'altro. Mi hanno preso e poi così è stato per i 3 anni che ho fatto al centro sperimentale. Cioè, il primo anno è stato molto difficile perché era tutto nuovo, era una lingua che conoscevo ma non ero ancora padrona, no? Dizione per me era una cosa tipo che cos'è, O, U, tutte queste vocali aperte, chiuse, un casino, quindi insomma mi sono dovuta dar da fare tantissimo e niente, mi chiudevo in bagno e studiavo in bagno perché è là dove non so perché ma mi ispira il bagno, forse perché il primo anno ero a un collegio, in un collegio, quindi questo collegio diciamo che non accettava dei ragazzi, delle ragazze al di fuori dell'università, quindi diciamo se scoprivano che stavo facendo il centro sperimentale mi cacciavano in 2 minuti. Quindi io dicevo, ah no, sto facendo lezioni di italiano, dove? Ah, vicino Cinecittà. E quindi così è stato per un anno, dopodiché insomma ho voluto anche uscire da lì. E appunto mi sa che è lì che è spuntata fuori questa cosa del studiare nel bagno, perché fin da allora, perché mi dovevo nascondere, anche perché se no mi sentivano le altre ragazze nelle altre stanze, e poi condividevo una stanza con una ragazza, quindi figurati, dovevo assolutamente studiare in maniera nascosta, quindi andavo o al tetto dell'edificio, quindi col sole, relax, tutto fantastico, o nel bagno, quindi così. Vabbè, mi sono un po' persa, ho detto mille Senti cose. Natalie, tra i tanti ruoli che tu hai interpretato sia in fiction che al cinema, quale hai amato dal primo momento che hai letto il copione e quale diciamo che porti ancora con te nei vari personaggi che interpreti? Allora, io credo che sono stata scelta solo quando realmente amavo il personaggio, perché mi veniva, lo capivo immediatamente più o meno, lo sentivo più mio, per cui tutti i personaggi che ho fatto sia in TV che nel cinema in qualche modo avevano qualcosa di me. Cioè, nel senso, anche se magari ognuno pensa che uno prende dal proprio bagaglio, no? Dalle proprie esperienze, molte volte la vita stessa, altre persone ti ispirano, quindi anche se non ho niente a che fare con questi personaggi, la maggior parte proprio nulla. Ho fatto dei personaggi allucinanti, da la cieca, insomma ho fatto questa donna cattivissima che è molto snob, molto proprio acida, adesso in TV come si chiama? Sangue caldo. Gli ultimi della classe, lì proprio scolaresca, molto maschiaccio, proprio penso che ho preso ispirazione sia dalle cose che appartengono a me, ma anche da persone che conosco o che conoscevo, da esperienze di vita, storie di persone che parlano di altre persone, da film. Quindi diciamo che tutta la vita comunque già ti insegna tanto. Io ho sempre usato questa come Senti, e proprio lezione. nel ruolo di una non vedente, come ti sei calata in quei panni? Come hai preparato il personaggio? Allora, ho fatto attenzione per strada se in caso mi capitasse un cieco, perché volevo assolutamente studiarlo. Dopodiché sono andata in un centro di ciechi
Li ho osservati con molto pudore, perché è brutto, no? Stare lì a studiare una persona che magari è pure cieca, è terribile. Mi sentivo anche un po' in disagio, come se rubassi una cosa, no? Quindi con molta discrezione, cioè proprio come se fossi lì a visitare il posto, ma non mi sono messa a parlare o chissà che cosa, perché non lo so, mi faceva sentire un po' in disagio questa cosa. Quindi ho fatto questo. Poi ho visto alcuni film dove c'erano delle persone, degli attori che interpretavano dei ciechi, e niente, poi mi esercitavo a casa con le luci spente, occhi spenti, e quindi cercavo di ricordarmi cosa facevo, come mi sentivo, come usavo i piedi, le mani, dove era il mio sguardo e tutto quanto. E poi ovviamente con i registi abbiamo lavorato un pochino di più, perché nella storia non si doveva capire se era cieca o non cieca, o se faceva finta di essere cieca o era semplicemente una psicopatica. Quindi c'è un bel casino di roba da capire anche sul set. Questo. Senti Natalie, adesso ci sono in uscita numerosi lavori nei quali tu, diciamo, sei nelle vesti di attrice. Ce ne vuoi parlare e raccontare un po' chi interpreti? Sì, allora avrei due film in uscita. Uno è italiano, che si chiama Presto sarà giorno, di Giuseppe Ferlito, che da queste parti credo che sia proprio di Padova. È un film con un budget piccolo, però che, diciamo, ci sono dei grandi professionisti, appunto lo stesso regista, anche al direttore della fotografia, delle immagini, le immagini sono meravigliose. Il mio personaggio è una psicologa molto molto severa, perché comunque è anche giovane, quindi gli manca un po' di esperienza, però ci tiene molto al suo lavoro, ci tiene molto alla sua paziente, che è la protagonista. È una giovane ragazza con problemi di droga, problemi di famiglia, insomma è un po' viziata e viene da una buona famiglia, quindi diciamo che non è stata seguita moltissimo e appunto si trova con dei problemi. E io comunque la voglio totalmente aiutare, ma con il mio modo, e mi scontro con il primario che ha il suo modo, quindi ecco, questa è la storia mia praticamente, poi il resto lo vedrete. Poi c'è un film americano che esce a giugno a Londra, Romeo and Juliet, Romeo e Giulietta. Il regista è Carlo Carlei, che è italiano, quindi sono molto fiera, anche perché insomma rimango qui in qualche modo, no? In questo film. Il mio personaggio è Rosalina, che è la ex di Romeo. È una bellissima scena, è la prima volta che si vede Rosalina parlare, a un dialogo. Di solito, diciamo, se ne parla di lei nell'opera di Shakespeare o comunque nei film si è vista, ma non ha mai avuto un'interazione, e in questo caso c'è un'interazione con Benvolio, che è il migliore amico di Romeo, e mi vedrete nella scena del ballo. Quindi abbiamo girato qui a Verona, è stato stupendo, nel palazzo reale. E poi ho questa serie che esce a ottobre, è una serie televisiva per Canale 5, si chiama Baciamo le mani, e interpreto un meraviglioso ruolo che penso che, non lo so, ogni nuovo lavoro che faccio sembra che quello è il personaggio che adoro di più di tutti. Questo è stata una cosa bellissima, perché in TV di solito i personaggi sono un po' più corretti. Lei è ubriacona, è alcolizzata, non è una ragazza per bene, insomma è molto ispirante, perché nonostante queste parti sue scure è una ragazza molto fragile, è una ragazza che tiene dentro un grandissimo dolore, che non può avere bambini. Quindi un po' su questo mi ero ispirata a Marilyn Monroe, perché
anche lei non poteva avere bambini, anche lei era alcolizzata e anche lei prendeva psicofarmaci, anche lei era comunque hip hip hooray, sempre così, però in realtà soffriva molto. Quindi ecco, questo. Senti Natalie, vogliamo passare la parola un attimo ai ragazzi e vedere se hanno delle domande da farti? Certo. Lì su. Dove sei? Ok. Guarda, mi piacciono tutte e due. Il cinema mi piace perché comunque uno si può esprimere anche con un piccolo gesto, un silenzio, uno sguardo. È un altro tipo di linguaggio visivo e anche di contenuto. A volte vedi dei film che sono anche completamente muti e ti trasmettono tanto. A me piace un sacco questa cosa, tantissimo, mi piace da morire. La televisione invece è un altro modo di esprimersi, stai sempre recitando, però usi diciamo, come dire, usi i tuoi, come si dice? Allora in inglese si dice tools, chi capisce di strumenti, grazie. Quindi usi i tuoi strumenti, usi quello che hai imparato in una maniera diversa. È un ottimo modo per comunque metterti alla prova. Ci sono dei tempi molto stretti. Al cinema non si corre così tanto, quindi c'è più tempo per porti delle domande, c'è più tempo per parlare con il regista e capire cosa fare o non fare, cosa è meglio fare, rifare la scena. Al cinema hai questo privilegio, no? E in televisione devi fare prima buona, perché se no ti fanno solo 2, 3 e poi basta, non hai più, diciamo, la possibilità di migliorare, quindi c'è tanta preparazione nonostante sia una cosa fatta così, perché la devi fare benissimo, prima buona, cioè se no non c'è tempo, se no hai toppato, cioè se no ti vedi e non ti piaci più, dici oddio, entri in crisi. Quindi tutte e due sono diversi veicoli per esprimere quello che ami, se ami recitare, se ami comunque il cinema, l'interpretazione, la messa in scena e soprattutto insomma se lo fai con amore, se sei appassionata di questa cosa. C'è qualche altra domanda da parte vostra, ragazzi? Ciao. Ti è mai capitato di pensare di parlare in Colombia e provare a recitare? Sì, mi piacerebbe tantissimo. Quest'idea, diciamo questo pensiero mi era arrivato quando ho fatto Le due facce dell'amore, questa serie che è stata ispirata alla serie originale colombiana che si chiama Sin tetas no hay paraíso. Lì un po' mi sono posta questa domanda, non so quando e come, però comunque è il mio paese di origini, quindi è sicuramente un'opzione da non escludere, non la escludo come cosa. Poi mi piacerebbe tantissimo anche parlare in spagnolo, recitare in spagnolo, sarebbe un sogno, però non credo che mi trasferirei là del tutto in realtà, non lo so, questo no. Sei colombiana? Ah sì? Ok, piacere. Qualche altra domanda, ragazzi? Ciao, vorrei chiederti... Dove sei? Qua. Ciao. Quanto è stato difficile per te il periodo di prova prima di essere accettata al centro sperimentale
che comunque per me è stata una scelta molto coraggiosa, perché durante il periodo di prova non si sa se effettivamente dopo si potrà sostenere il corso, invece si sarà scartato. E quindi la selezione, vorrei chiederti quanto è stata dura durante quel periodo e quanto magari per gli altri compagni, i tuoi compagni durante quel periodo, quanto è contato, quanto si contava essere raccomandati. Quanto contava se ero raccomandata? Io zero, non è per gli altri. Guarda, non lo so, gli altri non ho idea, guarda, non ho mai chiesto questa cosa perché non voglio mettere in difficoltà nessuno se fosse il caso, però guarda, è stato tostissima, tosta, proprio tosta, perché uno, la lingua, come dicevo, non era quella che sentivo di più. Io ho fatto una scuola americana, quindi per me esprimermi in una lingua che parlavo ma non bene, io ci mettevo il 5 volte di più degli altri. Gli altri stavano tranquilli, rilassati, io zero. Io ti giuro, cioè mangiavo, dormivo, studiavo, doccia, centro sperimentale, non facevo altro. Cioè, io il primo anno, anche durante la selezione, magari ho dato l'impressione di essere davvero antipatica, perché io non avevo tempo per socializzare e un po' mi dispiaceva e mi dispiace tuttora, a dirti la verità. Però comunque dovevo proprio dedicarmi a questo, perché se no non ce l'avrei fatta, se no, diciamo, il secondo anno non sarei riuscita a rilassarmi e neanche il terzo, e non sarei stata qui se non avessi fatto così. Quindi diciamo che dipende da te, dove vuoi tu dare più attenzione. Se tu sei italiano, quindi magari ci metti di meno di me a integrarti. Io ci ho messo 1 anno e mezzo, è stato molto tosta, ma in 1 anno e mezzo mi sono resa conto che mi sono rilassata e ho capito con chi stavo intorno, ho cominciato ad avere dei rapporti anche con la gente con cui stavo ogni giorno a fare lezioni. Però io ero così, cioè io non era perché avevo proprio bisogno di stare a passo loro. Io ero indietro proprio tanto. Quindi spero che mi capiranno i miei compagni di classe, perché è questa la motivazione reale. Senti Natalie, mi stanno facendo segno che il nostro tempo è quasi finito, okay. Però aspetta, l'ultima domanda, è una curiosità mia ma che anche altre persone, altri ragazzi che sono qui sicuramente sentiranno, no? Sì. Nella carriera professionale di un artista c'è sempre un ruolo che piacerebbe interpretare, no? La figura di una donna con determinate caratteristiche. Tu cosa ti aspetti, ti auguri che ti arrivi a breve termine, mi auguro io? Guarda, è difficilissima sta domanda. Ci sono troppi personaggi che vorrei interpretare. Non lo so, mi piacerebbe interpretare quello più difficile in assoluto, perché avrei più soddisfazioni alla fine. Quindi non so, il più difficile in assoluto non lo so. Cioè lo capirò quando mi arriverà, ti giuro. Come ho detto prima, ogni personaggio che poi mi danno, dico, oh mio Dio, questo è il mio personaggio proprio preferito, adoro, mio Dio, gli altri non valevano niente, ma è sempre così per ogni lavoro che faccio. Quindi non lo so, comunque guarda, a dirti la verità, una cosa di azione dove sparo, dove mi butto sui treni, dove comunque c'è del pericolo, mi divertirebbe molto. Anche una commedia comunque dove ci sia più azione fisica, ecco, questa cosa mi piacerebbe come cosa, ma non è la mia cosa preferita in assoluto, però è una cosa che mi interesserebbe tantissimo, tanto. Bene Natalie, io allora ti ringrazio, so che i ragazzi sicuramente dopo vorranno conoscerti più da vicino, ti chiederanno alcune cose, okay. Foto e autografi.
Tanto Grazie. Natalie sarà qui con noi anche domani tutta la giornata, quindi avremo modo di rivederla in giro per Vittorio Veneto e per il festival. Grazie ancora Natalie. Grazie a te, grazie.